In MLS c'è Brian Rodriguez a Los Angeles FC, e adesso arriva Lorenzo Insigne e sarà uno scontro tra la gioventù di Brian, l'esperienza di Lorenzo, e proprio tu ai nostri microfoni ci dicesti che Giuntoli lo seguiva un anno e mezzo fa, e non so se magari si sia informato ancora sulle condizioni di Brian. Il problema che c'è la MLS è che quando arrivano di giocatori giovani non hanno un sviluppo. Io questo che direi so che puoi portare tanta polemica, no? Ma i giocatori non crescono, le danno di tutto. Già con 18-19 anni puoi comprare la Ferrari, puoi andare a Los Angeles, a Hollywood, a vedere la partita, il marketing è diverso, no? E Brian, io l'ho sostenuto, è un giocatore per la sua condizione, per la sua caratteristica, te lo dico, dopo 25 anni lavorare in Italia, è per l'Italia, per il calcio italiano. Sarebbe molto contento se lui potesse rientrare in questo in questo calcio, perché ancora ha tanto da crescere, è un giocatore giovane. Lui è un'ala, il Napoli sta cercando un'ala, Sta cercando degli esterni il È Napoli. un giocatore adatto, molto adatto per questo calcio italiano, anche alla grinta, è un bellissimo giocatore per il calcio italiano.